benvenuto del club a tutti voi, ai relatori, ai soci, a tutti gli ospiti, a tanti amici che sono venuti qua a trovarci stasera. Io ho il compito istituzionale di ricordare cos'è l'IOS, che è la più grande associazione laica di service di volontariato del mondo, è international perché ogni socio è riconosciuto, può partecipare alla vita dei club in tutto il mondo, sono 100 anni di service, è stata fondata nel 1917 da Mervyn Jones, ha qualcosa di più di 1,4 milioni di soci, 47.000 club e opera in oltre 200 nazioni. Il nostro hashtag, così di moda, è WeServe, nell'ambito della salute, dell'ambiente, della scuola, giovani, sport e comunità, e l'obiettivo principale è proporre informazione e cultura, da qui tutti i nostri meeting, tutte le nostre iniziative. È un'associazione completamente volontaria, il finanziamento è grazie allo sforzo dei soci, e pensarci bene, un'associazione che può essere un'ottima, in qualche caso anche unica, occasione per molti professionisti e imprenditori di fare volontariato. I service sono locali, che sono quelli naturalmente che sono più graditi dai soci perché c'è una visibilità interna, ma sono anche di zona, sono di distretto, sono nazionali, sono internazionali proprio perché il club non è local ma è international. Il Lions Club San Daniele è uno dei club più stagionati del distretto, ha compiuto 50 anni l'anno scorso, è stato fondato nel 60. I service che abbiamo programmato quest'anno sono una donazione di un mosaico per le scuole, continuiamo lo screening della miopia che da sempre al primo piano nei service dell'AIUS, gli scambi giovanili, posti per la pace, le nuove corsi di povertà, il fido, acqua ambiente, attrezzatura per vulco allofono e molte altre iniziative che sono ancora in corso. Continuiamo con l'anno pionistico, quest'anno abbiamo deciso di fare un misto, visto l'esperienza dell'anno scorso, fra web e in presenza, per cui anche chi ci segue da lontano volendo può fare domande. Abbiamo messo un programma di eccellenze friulane in Italia e nel mondo, siamo partiti con un amico ambasciatore, stasera abbiamo il Cimolai, mi interessava molto stressare un po' il concetto di quanto sia importante fare imprese in Friuli Venezia Giulia, perché tutti ci conoscono come grandi lavoratori, da tutte le parti ci conoscono come grandi lavoratori, ma siamo anche grandi imprenditori ed è importante che emigrino le opere e non i friulani. Abbiamo tanti appuntamenti per quest'annata, non si riesce neanche a leggerli tutti, comunque siamo partiti con l'ambasciatore Zagner, abbiamo parlato di cyber security, poi questa sera recuperiamo il meeting che doveva essere fatto in primavera con Cimolai, in novembre abbiamo il professor Risaliti che ci verrà a raccontare come si opera a Dubai, poi Silvio Brusaferro ci parlerà vediamo cosa ci dirà sul virus, poi Angelo Floramo, a cui abbiamo deciso di donare la più alta carica dall'agonistica, poi Luca Ponti, poi Marischi Danieli, poi sempre con Floramo parleremo dell'arte del pane, dell'aspetto mistico del pane, con Clara Maddalena, sempre eccellenza friulana nel mondo, e Gabriele Lualdi che stasera è qui. Parleremo un po' di tutto quello che fa un imprenditore nella sua vita. Devo ringraziare Armando Cimolai e Albina Poles, che sono i macchina della serata. Purtroppo questa sera per motivi vari sono dovuti rimanere in macchina, non sono usciti dalla macchina e non ci sono. D'altra parte Albina mi aveva detto, quando le avevo proposto questa serata, mi ha detto guarda, queste cose noi non le facciamo, però abbiamo lo specialista che fa queste cose, e lo specialista è proprio il relatore di questa sera, Pierpaolo Rossetto, e a condurre la serata ci vuole per forza un ingegnere, abbiamo Livio Fantoni a cui cedo la parola per tutta la serata. Buonasera a tutti, benvenuto all'ingegner Rossetto, al collega ingegner Rossetto, anche se più giovane di me. Io pochi
pochi mesi fa, questa primavera, mentre stavo facendo la valutazione di un grosso complesso industriale vicino a Codroipo, sfogliando l'archivio storico dell'azienda, ho trovato dei vecchi disegni della ditta Cimolai di Pordenone del 1970, cioè siamo ben prima del terremoto, siamo in un'epoca in cui addirittura le costruzioni metalliche non erano nemmeno normate, perché sono normate dal 1971, e da quella volta, da quei disegni fatti sul tecnigrafo, con la matita, con grande cura, molto ben tenuti, molto chiari, ho capito che insomma avevamo un'azienda che poi si è sviluppata, ha fatto strada e ora è arrivata a livelli veramente mondiali. L'ingegner Rossetto, che è dirigente della Cimolai, si è laureato a Padova nel 1981 con una laurea in ingegneria civile strutturale e con buoni voti, dico, no? Insomma così, e poi ha lavorato praticamente, è entrato in Cimolai e poi ha lavorato in Cimolai da quella volta fino adesso, quindi è la persona più indicata per illustrarci tutto il percorso compiuto da una ditta già all'inizio diciamo molto promettente, ma che poi adesso è arrivata a livelli mondiali. Citando soltanto poche delle opere che l'ingegner Rossetto ha seguito, coordinato, e dopo vi dirà anche cosa significa questo, citiamo il viadotto sulle Grand Canal di Havre, in Francia, Le Havre, su questo ci sono stato, il Second Severn Crossing Bridge di Bristol, in Inghilterra, il ponte sul fiume Elba a Focherode, in Germania, poi viadotti sulla strada statale del Sempione, in Sud America, ponte sul fiume Orinoco, poi sempre in Francia il Pont Bacalin-Bastide di Bordeaux, il viadotto Léon Blum a Poitiers, sempre in Francia, poi interessantissimo, forse ne avete anche sentito parlare, le paratoie del canale di Panama dal 2011 al 2013, molto interessante, un po' al di fuori delle solite costruzioni metalliche o di soliti ponti, viadotti della linea ad alta velocità in Algeria, poi ultimo, perlomeno qui nel più importante, perché questo ha coinvolto anche un'associazione temporanea con altre imprese che hanno realizzato l'opera assieme a loro, cioè loro erano protagonisti non soltanto di una parte della costruzione, ma facevano parte del complesso che ha realizzato il Terminal C dell'aeroporto di Fiumicino. Questo è molto importante perché penso che, non so, forse molti di voi ci sono passati anche attraverso. Lo stadio Roland Garros, sempre in Francia, è molto recente, questo qui è finito nel 2020, lo stadio Roland Garros è quello del tennis, tanto per intenderci. Un altro molto bello, importante, è quello del CERN, Science Gateway a Ginevra, è in corso tuttora. Io non voglio dilungarmi perché il collega Rossetto, illustrando le opere e scorrendo tutte le realizzazioni della Cimolai, avrà modo di illustrarci non soltanto gli aspetti tecnici dell'opera, ma anche tutto quello che ci sta dietro, le difficoltà che ci sono a prendere un appalto all'estero, le difficoltà poi che ci sono a gestirlo, la logistica,
l'organizzazione di cantiere, i rapporti con i progettisti, e quindi lascio a lui la parola che ci illustrerà tutti questi aspetti dell'attività degli arcimolai, che è veramente la primaria ditta di carpenteria metallica che abbiamo qui nel nord-est. La ringrazio per la presentazione, come ringrazio il dottor Beltrame per l'invito. Stasera sarebbe stato un piacere per me in particolare, per tutti, penso avere qui i signori Cimolai che ci tenevano, mi hanno raccomandato di salutare lo stesso, di considerarli presenti. Il Liceo Fantoni mi ha proposto di dire un sacco di cose che un po' non si riescono a dire, ma proverò a concentrare un po' di esperienze fatte da quando sono in Cimolai, cioè dall'81. Ho portato delle foto precedenti al mio arrivo. Cimolai ha fondato la sua società nel 1949 e qui si vedono alcuni esempi storici dell'attività, il capannone che non c'è più, che è archeologia industriale adesso, il Denone, e lo stesso Armando Cimolai che si dà da fare quei disegni come si faceva una volta, adesso non si fa più così, anche se abbiamo ancora qualche disegnatore di 40 anni fa che viene ancora a lavorare della sua esperienza, ai giovani che hanno un altro modo di vedere le cose. L'ingegner Cimolai è quello che vedete a sinistra nel giubbotto, perché anche lui ogni tanto ama andare nei cantieri, e i signori Cimolai in questa diapositiva sono alla festa del 2019, quando abbiamo fatto 70 anni di attività. Brevemente le attività in cui si dà da fare al Cimolai sono prevalentemente quelle infrastrutturali, ma negli ultimi 20 anni ha fortemente allargato il proprio interesse alle grandi strutture civili, in particolare quella di interesse architettonico, nonché al mondo navale e alla parte relativa alle finiture, passando da essere prevalentemente un subappaltatore, carpenteria metallica, a general contractor. Cimolai come gruppo ha un turnover di 500 milioni all'anno negli ultimi 3 anni. La Cimolai SpA, per la quale io mi onoro di lavorare da quasi 40 anni, ha circa 350 milioni di fatturato. La capogruppo, quindi la Cimolai SpA, ha sede formalmente a Roma, non vi sto a dire il motivo, e invece la sede fisica è a Porcia di Pordenone. Sì. Se no non sentono. Sì, così va meglio. La sede fisica è a Porcia di Pordenone, e altre sedi attive le abbiamo in vari paesi del continente e extraeuropei, mentre gli stabilimenti sono prevalentemente concentrati nella provincia di Pordenone e nella provincia di Udine. I due più grossi stabilimenti attualmente sono proprio in provincia di Udine, uno a San Giorgio di Nogaro e uno è questo qui sopra, e l'altro è a Monfalcone. In questi due stabilimenti, essendo con accesso al mare, si riescono a fare opere della più grande dimensione, anche completamente finite, le possiamo caricare su navi o sulla base che abbiamo costruito, che ci appartiene, e li portiamo dove sono destinati ad andare.
Abbiamo anche 2 installazioni all'estero, in questo momento ne abbiamo avute altre che hanno avuto altre vicende. Una è in Svizzera, sotto il lago di Ginevra, e si occupa prevalentemente di tubi in inox, quindi un settore molto particolare che fa parte delle diversificazioni che l'azienda ha deciso di fare nell'ultimo ventennio. E la seconda purtroppo è in Venezuela, dove non gode di grande salute, ma abbiamo sempre fiducia che possano tornare a tempi migliori. Allora io partirei con una carrellata veloce di lavori, a partire da quando sono arrivato io, nei primi anni 80, anzi questo precedente. Questo qui fa parte di una terna di ponti ad arco telaio, ce ne sono 5 nel mondo di questa dimensione, noi ne abbiamo fatti 3, 2 di questi sono in Calabria, questo è il primo di quelli realizzati, il terzo è a Tai di Cadore, lo vedremo dopo. Di caratteristico, qui potete vedere la quantità di camion carichi di ghiaia che servì quella volta per fare il collaudo statico del ponte. Sotto a destra c'è un dettaglio del montaggio, perché faccio un inciso, noi ci occupiamo della costruzione, ma siamo anche fortemente attivi nella progettazione sia dello sviluppo della struttura, della sua disegnazione all'uso delle officine, sia delle modalità di messa in opera, che sono poi le attività più sfidanti per poter realizzare opere di questo genere. Se voi vedete, questo ponte qui sotto è stato montato con grande entusiasmo, ma con pochi mezzi e con tanta fantasia, mettendo in opera quella stampella, quella gamba, che era 100 metri di struttura, e poi montando tutto l'impalcato in avanzamento, quello che si vede appena, ma è grazie ad essa che si è andati avanti con grandi rischi anche per arrivare fino alla mezzeria e poi per riprenderlo dall'altra parte. Poi prendiamo per confronto l'altro ponte di Tai di Cadore. Quest'altro ponte è in Basilicata invece, ed usa come montaggio sempre sempre tecniche che all'epoca erano più proprie dell'impresa civile. Usa un blondin, un cavo che sovrasta il ponte e che, tirando su da basso un elemento a destra e a sinistra, sempre in equilibrio, permette di arrivare fino alle estremità. Adesso non si fanno più questi montaggi. Ecco, questo qui è il ponte invece di Tai di Cadore, simile all'altro, come vedete. Qualcuno all'epoca fece grandi elogi per il ponte, ma scrisse nel giornale che è bellissimo, ma è un peccato che sia ruggine. In effetti questa fu una scelta del progettista e del committente di volerlo in corten, perché si inseriva benissimo nell'ambiente rustico in cui opera. Come vedete, in questo caso non ci sono attività di gru per montare l'impalcato. Gli impalcati furono messi in opera solo con 4 grandi travate costruite nei viadotti di accesso e poi varate con tecnologie già molto più avanzate rispetto al precedente, riducendo quindi moltissimo i rischi di incidenti che sono purtroppo tipici dei nostri lavori. Questo qui è il ponte di Le Havre, che è il viadotto di accesso rispetto a un ponte fatto dai francesi per
con l'esplicito scopo di fare il record del mondo di lunghezza dei ponti strallati. Loro scelsero quella posizione e siccome attraversando la Senna, in quel caso in ortogonale, non avrebbero fatto il record del mondo, hanno fatto un percorso obliquo che gli ha permesso di andare oltre il chilometro, perché siccome loro ci tengono, hanno fatto il record del mondo. Noi abbiamo fatto il viadotto che accede a quel particolare ponte. L'accesso e il montaggio della parte sul canale che è parallelo alla Senna è fatto con quella base che vedete lì sopra, quindi fu già un primo esperimento di ponte di grandi dimensioni, ancora non avevamo le banchine, ma fu fatta a Monfalcone a Porto, e navigò in Atlantico per arrivare sotto la sede definitiva ed essere sollevato a 50 metri e chiudere quindi i ponti, le parti di viadotto già predisposte. Sempre in Francia, dove abbiamo cominciato a lavorare dagli anni 90, perché Cimolai ha lavorato molto all'estero, in particolare sulle opere militari, che poi l'hanno finanziariamente rafforzato, ma ha cominciato a fare grandi opere civili, in particolare infrastrutture, dagli anni 90, con una grande intuizione, capendo che ci sarebbero stati dei problemi, che poi ci sono stati, l'Italia si è bloccata nel 92, ha avuto la prontezza rispetto ad altri imprenditori di cercare altri mercati. Il primo lavoro fu quello di Leano che avete visto prima, questo è quello che è venuto dopo, è un ponte sospeso, piccolino rispetto ad altri che normalmente si fanno con questa tecnologia, ma di caratteristico è che i progettisti che l'hanno fatto non sapevano come montarlo. I progettisti tante volte si occupano di fare una bellissima struttura, ma dopo bisogna risolvere il problema. E quindi pensavano di dover andare nella vallata che era profonda 200 metri, scoscesa eccetera, con i pezzi e per poi tirarli su da sotto, sarebbe stato un massacro. I nostri progettisti si inventarono il metodo Tarzan, che ha risolto brillantemente il problema costruendo l'imbarcato dalle due estremità, facendolo avanzare, facendolo tenere in punta da uno dei pendini che poi solleverà e terrà il ponte definitivo, tirandolo indietro per poterne agganciare un altro. In questo modo, col metodo, immaginate Tarzan con le liane che si prende successivamente e avanza, ecco, nello stesso modo è stato montato questo punto. È stata una cosa che è stata enormemente apprezzata dai transalpini, che hanno una volta di più capito che l'inventiva italiana non c'è da nessuna parte. Questo qui è un ponte, siamo già negli anni 2000, è come Cadia, a Reggio Emilia, ed è un'opera di Calatrava. Calatrava, quando progetta opere di questo tipo, non fa mai un'opera sola. In questo caso questa è la più visibile, la più significativa, sono 200 metri di arco molto belli, dove se fate la Milano-Bologna ci si passa sotto. Ma questo qui è inserito in mezzo a due rotonde di accesso che sono pure sottese da due archi diversi e che complessivamente fanno una opera architettonica di impatto, ed è vicino questo lavoro alla stazione di Reggio Emilia che vi farò vedere dopo. Ecco qua. Questo invece è un progetto dello studio Casado di Madrid.
noi diciamo, dal 2000 l'attività prevalentemente industriale, costruttiva, che è il nostro DNA, è evoluta cercando di andare a privilegiare quelle opere dove c'è una forte componente architettonica. In questo caso a Padova, questo è l'opera, il viadotto, che come impalcato non direbbe niente, ma con l'aggiunta di questi lampadari, perché sono solo i lampadari, sono 3 archi pieni di luci che così illuminano tutto il viadotto, e rappresentano nelle intenzioni del comune la porta di accoglienza ai visitatori della città che entrano da Padova Est. Questo qui è invece un ponte del 2010, è un ponte strallato, è il primo ponte strallato di queste dimensioni in Italia, costruito completamente in acciaio, sia l'impalcato sia l'antenna che è alta 100 metri. Qui siamo invece in Francia, siamo tornati al Pont Grand-Bastide, che poi ha cambiato nome in Pont Jacques de Blas. È un ponte elevatorio. Questo qui si alza di 50 metri per permettere il passaggio di velieri, come vedete, o di navi da crociera, che possono così arrivare risalendo 70 km di Garona fino al centro di Bordeaux, che è la città che vedete lì dietro Bordeaux. Questo è uno dei ponti che è stato portato per nave, come l'impalcato che avete visto prima, e lì sotto, se vedete, ci sono le strutture, gli impaccati già completi, pronti ad essere caricati sulla base e poi fare il giro ancora dell'Atlantico e arrivare a risalire al Garonna. Solo di passaggio, per far vedere una tipologia diversa, questo è il ponte di progetto Calatrava, molto avveniristico, in cui il puntone regge come un'alpa, gli strali poi sorreggono l'impalcato che attraversa il fiume Crati a Cosenza. Finisco i ponti con un'evoluzione che segue la diversificazione che stiamo inseguendo. La struttura metallica che è visibile sotto, che è una banale struttura reticolare, in questo caso è rivestita, per farlo diventare un tunnel, da una superficie vetrata. Ecco, Cimolai negli ultimi anni ha preso in carico anche lo sviluppo della parte di vestizione delle strutture, in questo caso è stata applicata al ponte. Siamo agli stadi. Da fine anni 90 uno dei settori in cui ha fatto maggiore esperienza sono gli stadi, a parte la copertura parziale di Udine fatta negli anni 70 e quella dello stadio di Trieste. Il primo stadio importante fu quello di Cardiff, i mondiali di rugby, ma questo direi che è il più significativo. È stato fatto per le Olimpiadi di Atene, è sempre di progetto Calatrava, tecnicamente molto sfidante, perché i 2 archi che sorreggono le coperture sono archi che all'epoca erano dei record, perché non ce n'erano di 300 metri di luce, e sono estremamente difficili da mantenere, perché ecco, qui non si vede, nella realtà sono 2 archi, questo è visibile, uno che sta sotto la copertura, e i 2 non sono stabili, non si reggono da soli. Per poter mantenersi in quella forma e reggere la copertura, hanno bisogno della copertura che sorreggono, che fa da controventatura
tramite gli stralli che la mantengono. Per poterlo fare, vedete sotto, c'è bisogno di un sacco di strutture provvisorie, pile provvisorie, che devono essere mantenute in piedi e possono essere tolte solamente quando la copertura, la semicopertura è completa. Fate conto che se il peso di questa struttura qua è 20.000 tonnellate, non è poco, le strutture di supporto solo loro pesavano 5.000 tonnellate, un'incidenza enorme. Altro dettaglio è che il progettista, l'architetto, aveva sbagliato il progetto, cosa che succede spesso. Ecco, per nostra abitudine noi verifichiamo sempre tutti quanti i progetti. Ci siamo accorti di questo, che era legato soprattutto a problemi di stabilità e a problemi legati al montaggio che appunto molte volte i progettisti trascurano perché non hanno esperienza, perché non sanno cosa vuole fare l'impresa, ma in effetti condizionano in maniera importante la struttura. Quindi convincemmo il cliente e l'architetto, il progettista a modificarla, perché questi tubi che erano inizialmente di 2,5 metri sono diventati 3 metri e 3,5 metri di diametro, con gli spessori notevolmente aumentati, potendo fare questi tubi nel nuovo stabilimento di San Giorgio di Nagaro, dove c'è una delle 3 presse che esistono nel mondo che sono in grado di formare tubi di questa dimensione. Non dico che sia stato fatto ad hoc per questo, ma è venuto al momento giusto. Bene, per effetto di questi problemi sembrava che non ci si potesse arrivare, stavano annullando l'Olimpiade di Atene, ma non per un problema nostro, perché non andava bene. Ci prese il rischio, che fa parte della sua natura di imprenditore, di realizzare l'opera senza l'approvazione formale degli ingegneri che stavano calcolando, essendo certo della validità dei calcoli fatti al proprio interno. E l'Olimpiade si è fatta solo per questo motivo. Poi i conti sono venuti e i disegni sono stati approvati dopo le Olimpiadi. Per chiudere l'esecuzione di questo lavoro, dovendo farlo in tempi brevissimi ed essendo in ritardo anche le strutture in calcestruzzo, non si poteva montare queste strutture sopra le gradinate. Quindi si dovette montare entrambe le coperture, le semicoperture a centinaia di metri di distanza fuori dello stadio, sui piazzali. E una volta completate, stabilizzarle in qualche modo, perché quella volta erano soltanto appoggiate, se vedete, al piede e basta. Stabilizzarle in qualche modo, farle scorrere su delle slitte speciali fatte apposta fino a sopra lo stadio e finalmente collegarle, se vedete, ai 2 terminali laterali, e in quel modo, collegandole, dare loro la stabilità globale che permette alla copertura di funzionare. Ecco, noi abbiamo 5 studi di progettazione dislocati fra Pordenone, Padova, Estero, e con più di 120 ingegneri che oggi sono specializzati, avendo acquisito l'esperienza, sia nella strutturazione delle opere in acciaio, sia nella
calcolazione e verifica delle strutture che hanno problemi aerodinamici, sia nella verifica delle conseguenze della fatica che per quelli non addetti ai lavori è quello che succede a fil de ferro quando fai così, che la lunga si spezza. Questo non è possibile accettarlo per le strutture che facciamo noi, quindi bisogna calcolarlo e progettarlo in maniera tale che possiamo costruire delle strutture sicure. Sempre per le Olimpiadi, l'anno successivo, costruimmo l'Oval, che è il palazzetto del ghiaccio, del pattinaggio veloce per le Olimpiadi di Torino. Anche qui vedete l'evoluzione del nostro prodotto, che dalla carpenteria metallica che vedete sotto, all'interno, si è arricchita di tutto quello che è copertura, facciate, estetica dell'edificio. Questa qua ve la faccio vedere perché è abbastanza particolare. Noi facciamo anche edifici alti, ma questa torre, sempre fatta per ragioni di sport, perché viene fatta in Qatar in occasione dei giochi panarabi, è una torre da 300 metri di altezza che venne utilizzata come torcia dei giochi. L'elemento, allora, il montaggio di questa qui è realizzato in maniera tradizionale con delle gru che sollevano gli elementi di acciaio preassemblati a terra e che si vanno ad aggregare intorno al nucleo di calcestruzzo, ma la parte superiore, che è la torcia che vedete sulla destra, quella lì si è dovuta fare, essendo composta di elementi molto minuti, si è dovuta assemblare completamente e fare un unico tiro con una gru speciale fino a 300 rotti metri di altezza. E quindi durante i giochi ha bruciato. D'altra parte lì non avevano problemi di bilancio, se lo prendevano direttamente dal sottosuolo. Una volta finiti i giochi, questa è diventata la residenza dell'Emilio. Tutto quella bussolato lì con un po' di uffici, il quale Emilio, circa a metà, ha anche la piscina. No, proprio prendi un piano intero la piscina. Sì. Ecco. Poi siamo andati a fare lo stadio di Johannesburg, anche qui struttura metallica e rivestimento. Purtroppo lì l'Italia non andò benissimo, insomma, almeno a noi è rimasto il ricordo dello stadio. Questa qui invece è la stazione di Reggio Emilia, non è un'opera anonima, è come una zona presettata, questa qui è un'opera leggerissima, che ha un impatto estetico sia all'interno che all'esterno, e come vi dicevo, essendo vicina alle altre strutture da ponte, costituisce per l'architetto Calatrava, il progettista, un complesso progettuale. Questo invece di architettonico non ha niente. Siamo a Chernobyl, noi qua abbiamo fatto la struttura, poi Copanove, che è la struttura che è andata a coprire, che è stata progettata anche da noi, per contenere le polveri radioattive che escono e usciranno dal sarcofago che è stato fatto quando c'è stato l'incidente a Chernobyl. Che cosa fecero all'epoca? Gli fecero una grande gettata di cemento, metri di cemento, pensando di mettere a tacere la riduttività. Invece il calore che continua a sprigionarsi dal reattore, che continua ad essere attivo,
ha di fatto calcinato il sarcofago, l'ha fessurato, e quindi le autorità, la comunità internazionale, oltre che locale, ha preso la decisione di demolire il sarcofago per andare a recuperare le barre radioattive. Questo implica un progetto che andrà a terminare fra 75 anni, ma è cominciato con questo lavoro qui. E siccome il problema qua era di poter far lavorare le persone al sicuro, senza prendersi la pacca di radioattività, la scelta fu di costituire un'area di lavoro a circa mezzo chilometro, dove arrivano condizioni non molto diluite, tant'è che il personale può restare a lavorare, poteva restare a lavorare per 2 settimane, poi veniva rimpatriato, doveva rilasciare quello che aveva preso, poi aveva dovuto tornare, e c'è avuto un fraude notevole. E da lì, una volta costruito, l'abbiamo fatto in 2 parti effettivamente, le 2 parti sono state spinte in avanti, un po' come vi ho fatto vedere prima lo stadio di Atene, su delle slitte, portato in mezzo e completato da robot. Qui invece siamo a New York. Noi da una decina d'anni siamo sbarcati in America, abbiamo trovato notevole interesse a produrre negli Stati Uniti, tant'è che adesso stiamo anche procedendo all'acquisizione per poter produrre localmente, perché ci sono dei forti vincoli all'importazione. In pratica negli Stati Uniti, qualcuno di voi lo saprà, si può importare solamente materiale che non è costruibile localmente. Quindi siccome carpenterie ce ne sono, anche se magari non sanno fare il lavoro così, però se si lavora per lo Stato ci sono delle penalità di tasse che valgono il 25% del lavoro, quindi di fatto impediscono l'acquisizione solo per l'acquisto di un pezzettino, si paga il 25% dell'intero lavoro possibile. Quindi, però noi abbiamo prodotto e produciamo per privati, per quello è possibile farlo, ma se vogliamo operare come è nostra intenzione per il mercato statunitense dobbiamo essere presenti in loco. Questo qui, sì. Questo qui è sempre un progetto Calatrava che ha vinto il concorso per realizzare un'opera che rappresentasse la rinascita dopo la tragedia delle Torri Gemelle. Infatti vedete che questo qui ha un po' la forma di una colomba che prende il volo, e questa è l'immagine dell'esterno. Si chiama Oculus perché se vedete dall'interno la parte superiore è come un occhio socchiuso, questo nelle intenzioni dell'architetto, il dottore saprà se ha visto questo, però lui ha voluto che dall'interno si percepisse il cielo. E se qui ci fossero dei mobilieri, e se fossero andati lì, potrebbero testimoniare che queste strutture non sono carpenteria, sono mobili, per come le ha volute sempre l'architetto. Se andate a New York vi consiglio di andare a vedere. Questo qua è Fiumicino. Allora Fiumicino fa parte di una delle evoluzioni dell'ultimo ventennio. Cimolai si è stancato di fare sempre il suo appaltatore e ha deciso di fare il general contractor quando c'è sufficiente materia che è anche confacente al proprio prodotto.
questo aeroporto qui aveva 20.000 tonnellate di acciaio, quindi valeva la pena di poterlo fare, così come valeva la pena di lavorare sulla parte di investizione. Ecco, se vedete è molto grande e la parte sotto è l'avancorpo ed è quella parte di aeroporto che riceve i passeggeri dopo il passaggio al passaporto, il controllo passaporti, ed è dove gli aeroporti guadagnano perché c'è il supermercato, mentre l'altro sopra è il molo, cioè è dove attraccano gli aerei e dove imbarcano i passeggeri. Là vedete dalla parte in alto è come si vede funzionalmente l'aeroporto. L'architetto in questo caso è stato un Aeroporti di Roma, che ha dato molta luce. Noi abbiamo avuto ospiti gli rappresentanti di tutti gli aeroporti europei che hanno dichiarato che aeroporti di questo tipo, con questa valenza architettonica, non ce ne sono e loro sarebbero stati ben felici di poter avere strutture di questo tipo. Quello che vedete sotto è una parte della bolla che vi ho mostrato prima. Questa qui, che è un grande anfiteatro per vedere l'aeroporto e la parte dove si vola e la parte dove si opera, è composta di 900 circa elementi triangolari che apparentemente sono tutti uguali. In effetti sono uno diverso dall'altro, per cui vi dico 5 quindi immaginatevi qui la difficoltà per mettere insieme questa geometria. C'è un piccolo filmato che ho pensato di farvi vedere che illustra, non so come si fa a far partire, per cortesia, illustra un po' tutte le fasi della costruzione, dai primi scavi fino alla messa in opera delle finiture. Vedete che la costruzione è stata fatta in pieno funzionamento dell'aeroporto, quindi la difficoltà tecnica organizzata è una, ma la difficoltà è costruire con i sederi che terminano la fase. In ambito aeroportuale, quindi in zona controllata, quindi non si può andare dentro normalmente, non si possono portare le persone che servono senza avere prima 2 mesi di richiesta di permesso, quindi non è un normale cantiere, è un cantiere di sfida. Ecco, sempre terminando con gli stadi, questo è l'ultimo che abbiamo fatto ed è lo stadio Al Bayt, è lo stadio più grosso dei mondiali che si svolgeranno in Qatar l'anno prossimo. Questo qui invece è Roland Garros. Qui, come nello stadio precedente, abbiamo realizzato tutte le strutture di supporto delle gradinate
e il tetto mobile. Di là c'è un tetto mobile che si apre e si chiude a metà. Questo invece è un tetto che si accumula su un lato ed ha la caratteristica di essere estremamente veloce, perché in 12 minuti si deve chiudere, perché questo è il tempo che la Federazione del Tennis può avere a disposizione quando è avvisata che sicuramente ci sarà la pioggia, e oggi con i diritti televisivi che sono preponderanti non si possono permettere di fermare il torneo. Questo qua è una delle opere più recenti, è stata fatta per gli Emirati Arabi ed è la struttura più rappresentativa dell'Expo 2020, che poi è diventato 2021. Anche qui c'è un filmato. L'inaugurazione è avvenuta un paio di mesi fa. Anche qui, oltre che la struttura che avete visto è molto particolare, sono tutti cerchi salati poi in opera, abbiamo fatto anche vestito. Questo è il risultato. Altre opere su cui ci piace dilettarci: grandi strutture, quella di prima era 300 metri, questa è 500 a San Pietroburgo. Questo invece è un insieme di lavori eseguiti a New York, Manhattan, dove abbiamo sia la torre che vedete sullo sfondo, sia sulla destra un teatro che ha una copertura apribile, se ci sono le condizioni il teatro viene realizzato all'aperto, altrimenti lo coprono così, sia questa parte centrale, quella in prima vista, che è un vassoio, un vessel, è una passeggiata, è data ai newyorkesi perché salgono le 150 rampe di scale e vedono l'Azzo e vedono che fa ginnastica, ma accontentano anche l'occhio. Esteticamente, allora, da un punto di vista geometrico è molto complesso, tutti i pezzi sono lavorati di macchina e poi montati con un meccano di precisione. Questa è la pepetteria, poi sono rivestiti, vedete il colore, del titanio. L'effetto è bellissimo, anche qua se date gli occhi vi invito ad andarlo a vedere, ed è frequentatissimo, costa $25 da vedere, però è sempre pieno di persone. Tutti questi progetti di cui vi sto parlando sono progetti che non sono normalmente visibili negli studi, quindi i ragazzi che vengono da noi, me stesso che ho fatto 40 anni di esperienza, si legano alla nostra società per l'entusiasmo di lavorare ad opere di questo tipo, di poter confrontarsi con i massimi progettisti mondiali, con i massimi architetti. Bene. Questo qua lo conoscete, questo è il progetto Mose, noi abbiamo fatto una delle 4 bocche principali.
e stiamo facendo adesso anche le paratie di Malamocco che servono in caso di chiusura della laguna per effetto dell'acquarata, servono a permettere il passaggio delle navi. Molto più importante per dimensione, per difficoltà realizzativa sono state le paratoie di Panama. Qui ci sono 16 elementi, 8 per l'Atlantico e 8 per il Pacifico. Da San Giorgio sono partite. Queste qui sono partite tutte da San Giorgio, ecco, e quattro volte andavano da San Giorgio, andavano a Trieste, che San Giorgio purtroppo ha un canale limitato, quindi non possono entrare navi di quelle dimensioni. Una alla volta uscivano, andavano a Trieste, trasbordavano, facciamo tutte noi queste operazioni sia di ingegneria che di attrezzature, trasbordavano sulla nave, quella nave rossa lì che vedete è la nave che le ha trasportate, scendevano in prossimità del nuovo canale a Panama e poi metà si sono fermate in Atlantico e metà hanno dovuto essere ricaricate su una base e andare dall'altra parte ed essere montate in Pacifico. Questo canale, rispetto al precedente che è stato completato nel 1914, è stato realizzato esattamente 100 anni dopo. Quindi si è riusciti a inaugurare questo canale in contemporanea a un evento storico e permette il nuovo canale di consentire il passaggio dall'Atlantico al Pacifico al 95% della flottiglia, mentre prima era molto più limitato perché si limitava a 30, si limita e funziona ancora a 31 metri di larghezza, mentre adesso arriva fino a 50 metri, il nuovo canale 60, ci sono altre tecnologie di movimentazione. Il vecchio canale, le navi camminano trainate da treni, mentre e sono proprio rasenti le pareti, mentre nel nuovo canale c'è più spazio e il nuovo fa 60 metri di larghezza, ma le navi possono arrivare a 50 e vengono movimentate da rimorchiatori. Sono anche molto più lunghe, quindi insomma le navi che non possono attraversare sono le superpetroliere alla fine, alle navi di crociera, eccetera, adesso riescono a farlo. Ambiente, all'Ilva, a Taranto, abbiamo costruito le coperture dei parchi rottame. Anche questa è una costruzione recente, si è completata all'inizio di quest'anno, e sono due enormi contenitori larghi 260 metri, quindi 700, che hanno lo scopo di contenere le polveri che escono dai depositi di materiale che Ilva, quando lo metteranno a posto, La conosciamo. che Ilva deve usare per fare il suo prodotto. Questo è stato spedito il 15 agosto. Sono due travi di materiale speciale, perché l'acciaio 690, lei saprà che tipo di materiale è, che difficoltà ci sono a lavorarlo. Ogni trave è lunga 170 metri e pesa 6.500 tonnellate. Se vedete in alto, che cosa servono? Servono a recuperare come accessori di una enorme nave costruita da un'iniziativa privata olandese che ci ha messo quasi 3 miliardi di euro. Servono a recuperare le piattaforme offshore che hanno estratto e hanno esaurito dei giacimenti.
Queste qui negli accordi di concessione restano oneri a carico della compagnia. Prima lo potevano fare con l'intervento di gru enormi e con smantellamento a pezzi in pieno mare, con costi incredibilmente alti. Questa iniziativa consente, ovviamente costa, ma consente di minimizzare e ottimizzare questo intervento. La nave è lunga 350 metri, larga 150, non ce l'ho qua, non l'abbiamo fatta noi, non è rappresentato, non dovrei neanche farvi vedere questo filmato. Da un lato è un semicatamarano, da un lato è fatto sempre con accessori nostri per prendere la parte di piattaforma che sta fuori dall'acqua e sostenerla, per cui poi i sommozzatori possono tagliare la struttura e viene incamerata sulla nave. Poi la nave si gira e queste gambe servono a scendere e andare a recuperare il jacket che sta sott'acqua. Quindi facendo così lei si ritrova con 50-60 mila tonnellate di acciaio che si porta via e svolge il suo compito. Vi faccio vedere un filmatino tanto per farvi capire le dimensioni di questa nave. Queste qui sono le travi appena completate e pronte a salire sulla barca che aspetta. È arrivata poi in Olanda, Quindi era un catamarano in pratica. è stata caricata su una barge, lei però va a finire su un semicatamarano, la barge definitiva. Ecco, queste sono le ultime cose che sono ancora in corso, questi sono dei viadotti che stiamo realizzando per alta velocità algerina, sono travate di 130 metri di luce e su pile di 800 metri. Anche qua, come sempre, la difficoltà non è tanto la costruzione quanto la posa in opera. Ed è in corso la realizzazione del più grande telescopio del mondo. Ecco, in questo caso, come nel caso di Fiumicino, dove lei ha fatto presente che il lavoro era fatto in associazione temporanea di imprese con altri, nella realtà sia a Fiumicino che qui i nostri partner sono falliti. Eccoli. Quindi abbiamo dovuto prenderci in carico tutto il resto del lavoro e finirlo. Là l'abbiamo finito, qua abbiamo cominciato. Le strutture anche qui sono molto complesse per geometria e per difficoltà tecniche per realizzare una cupola che si muova senza produrre vibrazioni, perché se produce vibrazioni il risultato ottico è unificato. Questo è lo stato
dell'arte oggi, quindi siamo a terra, ma tutte le strutture sono pronte da noi e purtroppo sono 2 anni che sono pronti da noi e non hanno potuto andare perché, beccato il Covid, il Cile si è riempito e non è più stato possibile. Adesso stiamo cercando di riavviare il cantiere. Questa è l'ultima attività nella quale siamo coinvolti. Al CERN abbiamo preso un lavoro per questo portale della scienza, il progettista è Renzo Piano. Le strutture sono apparentemente meno impegnative dal punto di vista della carpenteria metallica, gli architetti però sono esigenti, come sapete, quindi si fanno ben tribulare, ma questo sembra una fusoliera d'aeroplano. Nella realtà questo qua, che sembra una fusoliera di aeroplano, ma nell'intenzione del progettista, dell'architetto Renzo Piano, questo qui rappresenta dalle stesse dimensioni il tunnel che è sottoterra. Dice: io ho pensato a quel tunnel, a prenderlo con le mani e a tirarlo su e a metterlo in vista, in modo che le scuole, i giovani eccetera possano all'interno di questo vedere che attività svolge il CERN, innamorarsi e quindi poi andare a lavorare. Ricordo che il CERN finanzia 5.000 persone per mantenerlo attivo e ha 15.000 studiosi all'interno che fanno esperimenti, quindi è veramente un'attività importante. Oggi siamo così, quindi abbiamo cominciato E si arriverà. e si arriverà a quell'altro. Io ho fatto una carrellata più veloce possibile di cose, ce ne sarebbero state molte altre, ma insomma penso che un'idea di quello che sappiamo fare e di quello per cui siamo orgogliosi di essere nel mondo, spero di avervela data. Grazie all'ingegner Rossetto. Allora abbiamo visto che dai disegni fatti sul tecnigrafo nel 1970, cioè 51 anni fa, per un normalissimo, diciamo, stabilimento industriale, siamo arrivati a delle strutture dove non c'è più soltanto la statica, c'è la statica, c'è la dinamica, c'è l'aerodinamica. Avete visto la torre di Pietroburgo, lì ci sono problemi di tutti i tipi. Quindi non siamo più in carpenteria metallica, siamo proprio in ingegneria. Avete presente quel programma che ogni tanto fanno per televisione? C'è una serie che si chiama Ingegneria Eroica, mi sembra. Ecco, siamo a questo livello. L'importante è appunto capire l'idea dell'architetto, perché queste sono tutte archistar, e trasformarla poi in qualcosa di realizzabile facilmente. Allora, prima di chiedere a voi se avete qualche domanda, ne ho una io. Io ho una modestissima esperienza di lavoro all'estero in confronto a questa qui. Comunque, quando abbiamo lavorato all'estero, negli Emirati, in Brasile, eccetera, quello che abbiamo sempre notato, quella volta, perché parliamo di più di qualche anno fa, cioè i contatti molto buoni con le autorità locali, la facilità di organizzare le cose con i locali, mentre invece quella volta, adesso non so se è cambiato e lo chiedo all'ingegnere, i contatti con le autorità italiane, cioè le ambasciate, i consolati, queste cose qui. Ecco, è cambiato qualche cosa? Avete di questi rapporti? Vi aiutano? Non vi aiutano? I rapporti li dobbiamo avere. Poi la burocrazia fuori Italia, in Europa, è più agile. Negli Stati Uniti è sicuramente più agile, ci sono altri paesi dove, diciamo noi,
Nord Africa non è la cosa più agevole del mondo. L'ambasciata ci accoglie anche volentieri, direi che purtroppo la nostra diplomazia nei confronti delle imprese non è attrezzata, non lo è come lo è la diplomazia tedesca, la diplomazia spagnola. E questo è un peccato, perché siamo soli. Questo è un vero peccato, perché noi siamo bravi, ma a un certo momento ci si sente soli. Mentre vediamo inglesi, tedeschi e anche francesi che sono sempre appoggiati dalle loro autorità consolari e diplomatiche, noi dobbiamo crearci, e siamo bravi, dobbiamo crearci i nostri spazi. Vi do solo un esempio. Poi ci sono quelli che si danno da fare, ci mancherebbe. In Algeria noi ci siamo trovati in difficoltà per l'ennesima impresa che ci dava lavoro che è andata a fallire. E dovevamo cercare di proteggere i nostri crediti andando a bussare allo Stato, con cui non avevamo rapporti diretti. Quindi quale modo migliore se non andare attraverso la diplomazia? Sono andato dall'ambasciatore che mi ha accolto con grande gentilezza, per poi alla fine del colloquio dirmi: però purtroppo io sono qua da 1 anno e mezzo e non sono ancora accreditato. Bene. Questo è una parte della nostra diplomazia. Però siamo bravi e riusciamo. Siamo bravi e fantasiosi. E fantasiosi. No, siamo bravi, capaci, e le cose le facciamo, le portiamo a termine e abbiamo la soddisfazione non solo di averle fatte, ma c'è anche la soddisfazione degli altri di averle avute. E chiediamo se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda. Io avrei una. Dal tecnigrafo a oggi, che potenza di calcolo avete in pancia per poter fare tutti questi mega calcoli? Perché evidentemente per una struttura del genere non so Guardi, io quanti calcolatori potete avere. ho cominciato a incontrare la tecnologia informatica all'università, ma lavoravo con le schede forate, le quali non erano esportabili, quindi per lavorare si doveva andare in ingegneri di calcolo, che erano degli enormi stanzoni pieni di bussolotti, con potenza relativamente limitata. Adesso la tecnologia sì, non la facciamo noi, ma ha una potenza per cui non abbiamo bisogno di rivolgere a nessuno, noi abbiamo i nostri calcolatori che sono potenti e veloci, e nonostante sviluppiamo calcoli di elementi finiti, calcoli che tengono conto dell'aerodinamica, dei problemi di fatica con una quantità enorme di variabili, però vedo che riusciamo a risolvere bene. Quanto vi impegna mediamente una struttura? Dipende naturalmente noi abbiamo migliaia di ore dedicate, ore di ingegnere dedicate allo sviluppo dei calcoli e della disegnazione, perché la disegnazione non scordiamoci che da un tecnigrafo deve essere tale da mandare nelle officine dei prodotti a controllo numerico che consentono alle macchine di sviluppare. Le ho già detto che abbiamo 120 ingegneri e abbiamo un gruppo di un centinaio di disegnatori, più tutti qua degli esterni, e questi servono ad alimentare e non si fermano un attimo. Poi quante ore progetto preferirei che fossero meno, perché Esatto, quelle sappiamo. Ci sono altri che vogliono fare? Sì, volevo chiedere, ingegnere, chi sono o chi prevedete siano in futuro i vostri più pericolosi concorrenti?
parte che se continuate così ne avrete sempre meno. E quali sono le ambizioni di Cimolai per il futuro? Noi dobbiamo sempre andare in cerca di mercati diversi d'Europa, ma adesso speriamo che metta a disposizione effettivamente investimenti che consentono di riattivare progetti che di fatto sia in Italia che nel resto d'Europa erano abbastanza stanchi. Noi non riusciamo per i nostri costi ad andare per esempio nei paesi arabi, perché loro se lo producono localmente, non vanno in cerca di qualità, ma riescono a produrre. Riusciamo a essere performanti nei paesi in Sud America, riusciamo a essere interessanti per gli Stati Uniti e possiamo essere importanti per l'Africa, però non ci azzardiamo ad andare in Asia, l'Asia è autonoma e i rischi per il nostro mercato, oltre che dalla Cina, vengono dall'India e dalla Turchia, soprattutto la Turchia direi. Ci sono altri? Sì, volevo chiedere una curiosità tutta italiana. Il ponte sullo Stretto di Messina avete partecipato? C'è qualcosa? Che futuro c'è? 40 anni che partecipiamo. C'era il signor Cimolai che all'epoca aveva 50 anni, mi pare, adesso ne ha 93, che diceva io sarei contento di fare ringhiera al ponte di Messina, perché all'epoca avevamo, adesso siamo in grado di farcelo tutto, ma avevamo vinto la gara, avevamo noi il gruppo con Salini, che era stato affidatario, aveva cominciato a lavorare sul progetto e si era anche ammazzati notevolmente, poi sai, la politica è ondivaga e quindi vedremo in futuro. Non so pronti. Altri? Sì, laggiù in fondo. Sì? Allora, io sono una psicologa, no? Quindi non ho niente a che fare col suo lavoro, però No. uno si chiede... No, è importante. Allora, quest'uomo, Cimolai, nel 70 lavora col tecnografo. Allora uno si chiede, ma come mai quest'uomo è diventato grande? Allora la psicologia umanistica, studiando Maslow, eccetera, dice sì, ho studiato i grandi uomini, ho visto, eccetera, eccetera. La psicologia attuale studia l'azienda perché è un corpo sociale, è un tutt'uno, è come se fosse un umano in pratica, no? E quindi si studia la famiglia, si studia il sesso, si studia la tecnologia, il mercato, eccetera, eccetera. Ma alla fine cosa si è scoperto? Si è scoperto che il grande uomo ha l'intuizione del capo, l'intuizione del leader, l'intuizione dell'amministratore, intuizione dal latino intusagere, cioè coglie subito l'azione dal dentro, l'azione del mercato, l'azione della tecnologia, eccetera. Però ancora non si è capito come avviene nell'umano questa parte, perché quest'uomo poteva fallire, poteva cadere. Come mai siamo a questo livello? Perché, e poi questo non è solo a Cimolai, perché oggi se c'era mi interessava chiederglielo, perché è importantissimo capire, perché non tutti siamo diventati gravi, l'Italia per fortuna c'è. E poi lei dice prima, c'è la fantasia, perché noi abbiamo questo, c'è la capacità dei ragazzi. Allora vorrei che lei ci dicesse quali sono stati quei momenti in cui lei ha sentito quella spinta interiore che gli ha permesso di cogliere il mercato, di cogliere quell'idea, di cogliere quell'azione. Grazie. Ma guardi, mi veniva in mente nel Medioevo si costruivano e ci sono ancora delle opere meravigliose. San Pietro, Notre Dame. Più recente. L'abbiamo bruciato. Ma quello che si vede è solo quello che non è crollato. Ci sono tantissime professionalità che hanno provato a fare, che hanno cercato di costruire, cose che cadevano in testa. Sono rimasti più forti, sono rimasti più fortunati, sono rimasti quelli che hanno avuto le istruzioni giuste.
E oggi non è tanto diverso. Chi rimane è chi ha fortuna, ma che ha iniziativa e che non si ferma di fronte alle difficoltà. Cimolai è uno che, parliamo del vecchio Cimolai, ma parliamo anche del giovane, ormai settantenne, figlio maggiore, Luigi, che ha sempre amato il suo lavoro e le sfide, e che non si ferma di fronte a qualcosa che sembra mai fatto, apparentemente irraggiungibile. Ama sfidare se stesso e la propria azienda, e sa di poter contare su una struttura che lo segue, che ama il proprio lavoro e che ama essere sfidata. Quindi il successo è dato dalla persona, ma è dato anche da chi gli sta intorno, se è riuscito a costruire un gruppo che è una cosa sola. Altri? Bene, è stata una serata molto interessante, diciamo, imparare proprio un mondo completamente diverso dal mio. Prima di passare di là per allietare la serata, volevo salutare il nostro ospite con i saluti ufficiali dell'AINOS, che consistono in, fatto adesso perché sennò dopo quando siamo di là non si può, il guidoncino con firma autografa, se si riesce, il guidoncino dei nostri 50 anni che erano l'anno scorso, ma è sempre un guidoncino importante, insomma. Questa è la sua firma? Ma non ho visto, Sì, è sotto di non ho visto quell'alcino, troppo veloce. sì, c'è Grazie. il fotografo che ci Certo. 50 anni così. Aspetta, se no si blocca. Dai, pacchetto. Poi abbiamo fatto un service con la mostra di Nicola Grassi, che c'era Pordenone, che è il catalogo. Grazie. Poi un oggetto, poi c'è un'altra cosa, non so, è appena uscito un libro di Villalta che dice poesia, virgola, ancora, come fosse strano al giorno d'oggi scrivere poesie. Io ho un amico che tra l'altro è in Sada, che nonostante sembri una roccia molto, molto ruvida, in realtà ha una linfa particolare e scrive poesie molto interessanti che sono un oggetto sicuramente di meditazione per me. Beh, guardi, mi mancava il libro di poesie sul comodino e Sì, sembra molto partirei positivo. all'Ata nel silenzio, che essendo dedicata alla madre è una cosa particolare, si capisce subito, ma poi insomma iniziamo un po' di tempo, bisogna concentrarsi perché è il succo di una vita. Così. E poi naturalmente essendo San Daniele, poi a San Daniele 4 in prosciutto, no? Adesso possiamo andare.